Benissimo, buongiorno a tutti e grazie Stefano, grazie anche a chi mi ha preceduto. Io ho preparato delle veloci slide, le vedete? Sì, sì, le vediamo. Metti magari una presentazione in... vediamo ancora il tuo desktop, cioè lo schermo del tuo computer. Ecco. Adesso cioè, comunque vedete le Sì, slide? Le vedete? la vediamo, la Perfetto, vediamo, la perfetto. vediamo. Allora, in questa materia, cioè quella dei fondi e delle risorse, viviamo un tempo di eccessi. A sentire i media quotidiani, nei mesi a venire noi disporremo di enormi risorse destinate a tutto o quasi e a tutti o quasi. Il che in parte è vero, come tra poco vedremo, ma ciò che non va bene è riunire tutte queste risorse che hanno natura completamente diversa tra di loro. Mi riferisco al Next Generation Fund, quindi Recovery, RECTEU, Coesione 21-27, MES, agevolazioni, fondi SIMES, insomma ne abbiamo sentiti tutti. Fondi che, ripeto, hanno diversissima natura tra loro, riunirli in un unico contenitore e soprattutto è sbagliato far sorgere attese in imprese e cittadini sul fatto quasi che questi interventi fossero per tutti a fondo perduto e per tutti con meccanismi automatici, il che evidentemente non è, perché oltre a creare confusione, ripeto, si crea un'attesa che non è veritiera. Ed allora qui oggi in poco tempo vedremo di concentrarci su un insieme di risorse, e cioè quelle come da titolo della nuova coesione 21-27. E perché queste? Perché sono quelle dirette a favorire gli investimenti delle imprese, anche turistiche ovviamente, perché sono quelle a fondo perduto, con una percentuale che va dal 35 al 50% di contribuzione, e voi sapete che in questo momento per gli investimenti delle imprese, lo ha detto prima Maurizio Francesconi in maniera chiara, i soldi che avranno le imprese nel nuovo mondo, no? Cioè quello che non sarà più come prima, come diceva nell'introduzione Stefano Ceci, saranno sicuramente pochi, per cui i fondi a fondo perduto sono assolutamente quelli più utili, e perché sono quelle che ha gestito ormai la regione con un meccanismo settennale molto chiaro. Sarà quindi utile capire cosa queste prevedono per i prossimi mesi, con un focus ovviamente sul turismo. Allora, intanto vediamo di quante risorse stiamo parlando per l'Italia. Stiamo parlando di 330,6 miliardi tutto compreso. Le voci che più interessano a noi e alle imprese turistiche sono la prima del FESR e la seconda dell'FSE per 200,6 e per 88,6. Qui manca ovviamente tutta la parte della politica agricola che nel 21 e 27 gioca in autonomia rispetto ai fondi strutturali che stiamo vedendo adesso. Per capirci, nel 2014-2020 in Veneto c'erano 630 milioni sul FESR, 740 sull'FSE, 1 miliardo e 2 sul piano di sviluppo rurale, per un totale di circa 2 miliardi e mezzo di euro. Considerate che questi 2 miliardi e mezzo di euro sono a fondo perduto, il che significa che se il massimale è del 50%, avere 2 miliardi e mezzo significa smuovere investimenti per circa 5 miliardi, cioè per il doppio. Quante di queste risorse sono state dirette al turismo? Nell'ultima programmazione, anche con l'ultima riprogrammazione, circa 70 milioni. Queste sono le regioni beneficiarie della politica con massimali diverse. Voi sapete che il Veneto fa parte delle regioni più sviluppate e quindi il Veneto sta lì nel punto 3, ed eccoci all'approccio che avremo da qui al 2027, e cioè un approccio strategico con 5 obiettivi, li vedete lì: un'Europa più intelligente, che racchiude tutta l'innovazione, la digitalizzazione e anche la parte di competitività delle imprese; un'Europa più verde, quindi tutta la parte relativa al clima e alla transizione energetica. E poi abbiamo un'Europa più connessa, anche qui digitale, ma soprattutto sotto il profilo hard, quindi reti. E
Poi avremo un'Europa più sociale, è il grande argomento della qualificazione professionale, delle competenze. Questo è di gran lunga l'obiettivo più collegato al Fondo Sociale Europeo. E poi avremo il 5 su cui sosterremo che è un'Europa più vicina ai cittadini, perché è qui che il turismo assieme all'1 e 2 troverà un maggiore spazio. Peraltro approfitto anche per dirvi dove siamo ora in questo cammino piuttosto lungo che ci porterà a varare la nuova programmazione. Siamo a che lo Stato ha trasmesso ad agosto alla Commissione europea la bozza di accordo di partenariato che reggerà poi tutta questa impalcatura e che consentirà alle regioni di produrre i propri piani operativi. Quindi entro il primo semestre del 2021 si chiude il progetto realizzativo della nuova programmazione e noi dovremmo disporre di questi nuovi fondi a partire dall'autunno 2021. Quindi di fatto un anno data da ora. Ma qual è il lavoro che ci attende? È quello di cominciare a capire le declinazioni per il turismo di questi obiettivi tematici. Nel senso che, come potete vedere, stiamo parlando, ed è giusto che sia così negli obiettivi tematici, di grandi temi, di titoli che poi andranno declinati in misure dai quali poi si perverrà ai bandi per le imprese. Quindi è fondamentale capire fin da ora cosa potranno contenere i bandi regionali e quindi quale progettualità di impresa dovrà essere fatta per intercettare le risorse, quanto ovviamente al turismo. Allora, nella parte verde è di fatto quella contenuta nell'accordo di partenariato che lo Stato ha inviato a Bruxelles. Quindi il verde è la declinazione che lo Stato sta facendo di quell'obiettivo tematico. Quello in nero è una prima esercizio che io mi sono permesso di fare per declinare quello sul turismo. Allora, l'OT1 vedete lì, rafforzare introduzione di tecnologie avanzate, impiego dell'intelligenza artificiale, start-up, reti innovative, attività collaborative, rafforzamento competitività delle PMI, riposizionamento competitivo, potenziamento ICT, robotica. Ecco, qui è evidente che stiamo affrontando la grande tematica dell'innovazione, del prodotto, del servizio, qualificazione dell'offerta. Qui ci sta anche tutto il ragionamento della post-pandemia, cioè leggi riqualificazione. Innovazione strategica e organizzativa, riposizionamento competitivo, ricerca su wellness e food. Qui sta anche il grande tema della robotica e dell'intelligenza artificiale applicata al turismo. Ieri mi pare ci fosse l'intervento di Luca Vescovi, che su questo tema è una delle competenze maggiori che noi disponiamo in questo paese. Sta anche qui le attuali norme sulle reti innovative di impresa, quindi sulle reti innovative, le aggregazioni, i distretti, quindi tutto ciò che, e lo riprenderemo alla fine, questo tema dell'aggregazione, comporta una progettualità aggregata. Il 2 è il grande tema della sostenibilità, lo abbiamo detto, degli adattamenti ai cambiamenti climatici, della sostenibilità dell'acqua, insomma della transizione verso questo grande tema dell'economia circolare, che nel nostro settore si traduce con uno sviluppo turistico sostenibile, quindi leggete progetti per lo sviluppo turistico sostenibile, per strutture ecocompatibili, per la riduzione dell'impatto del consumo ambientale, l'acquisto di apparecchiature per il trattamento dei rifiuti, la realizzazione di strutture nuovamente ecocompatibili, l'utilizzo di materiali, le offerte green. Sta qui anche il grande tema del clima. E questo è una sfida, perché la sfida dove sta? Sta nel fatto di capire come questo grande tema del clima possa tradursi e possa declinarsi per il turismo. E questa è una sfida un po' per tutti. E sta qui ovviamente anche la parte dell'efficientamento energetico.
che era una parte su cui già nella programmazione vigente 2014-2020 c'erano state risorse che la Regione ha destinato anche al settore turistico. Il 3, come vi dicevo, è quella relativa alle connessioni digitali e quindi sperimentazione di nuove tecnologie, nuove forme di brand identity, progetti di overtourism, fruibilità. Qui solo qualche informazione per i naviganti. Sappiate che nell'accordo di partenariato il termine turismo qui non c'è. Come diremo alla fine, con Maurizio Francescon e con altri colleghi, ma soprattutto con Stefano Marchioro, la preoccupazione per questo l'abbiamo condivisa più volte. Come vi dirò tra poco, la parola turismo in tutto il programma si legge in una sola occasione nell'OT5, che vedremo tra poco. Quindi anche nei primi 2 obiettivi, quelle declinazioni che io ho lanciato sono tutte nella speranza che l'Italia e poi le regioni inseriscano esplicitamente ciò che adesso non è esplicitato, e cioè che l'OT1 e l'OT2 non siano diretti solo alla manifattura, non siano diretti solo al, diciamo, comparto manifatturiero, ma dentro qui ci sia anche l'industria del turismo. Quindi qui si potrebbero aprire molte possibilità, ma in questo momento la voce turismo non c'è ancora. Questo è l'aspetto invece importante che riguarda la connessione con il Fondo Sociale Europeo, è quello più strettamente connesso, quindi qui al di là della robotica, qui c'è il grande tema del riposizionamento delle competenze tradizionali. Anche questo è stato un tema trattato anche in occasione del lavoro che abbiamo tutti svolto per il piano strategico del Veneto, del turismo ovviamente, e quindi anche qui c'è un ragionamento da fare. La robotica come impatta sulle nuove e l'intelligenza artificiale come impatta sulle nuove competenze, e in ogni caso la pandemia, ritornando alla premessa che mi è molto piaciuta di Stefano Ceci, in cui ha detto: ma quando torneremo come prima? E lui dice: no, non torneremo come, a parte che anche prima, giustamente lui dice, non eravamo scevri da problemi. Però se volete la risposta è: non torneremo come prima. Bene, allora nell'obiettivo 4 si concentrerà la formazione e la qualificazione che dovranno avere gli addetti per il post pandemia. E infine arriviamo all'OT5, che come vi dicevo è quindi l'Europa più vicina ai cittadini, come hanno titolato questo obiettivo tematico. Questo è l'obiettivo più vicino al perimetro turistico ed è, come vi dicevo, anche l'unico dove compare la stessa parola turismo, almeno negli atti in negoziazione in questo momento a Bruxelles. Di che cosa parla questo OT5? Parla di valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e artistico, promozione e sviluppo ambientale integrato, iniziative di sviluppo locale e di tipo partecipativo. Qui c'è il grande tema dello sviluppo degli attrattori territoriali, del riposizionamento delle destinazioni turistiche, ancora sempre delle digitalizzazioni, marketing territoriale, progetti pubblico-privato. Ma qui soprattutto, come abbiamo definito più volte con il mio presidente Antonello De Medici, ma con Stefano Marchioro, un po' con tutti, qui un'altra parola chiave qui è sicuramente quello delle territori e delle destinazioni turistiche. Questa è la vera sfida, qui il turismo c'è con certezza, quindi le regioni su questo nel settennio, negli anni da qui al 27 potranno investire risorse a fondo perduto per investimenti di impresa. Sta a noi e sta agli operatori capire anche qua come declinare della progettualità su queste tematiche, in parte, piccola parte tradizionali, in molta parte innovative. Qui si tratterà di investire sulle destinazioni e sul territorio. Mi avvio a concludere. Le parole chiave quindi quali sono? Nuova innovazione sembra una ridondanza, certo, ma sta a significare solo una discontinuità con il passato. Intelligenza artificiale, lo abbiamo detto, non sottovalutiamo, vi prego, questo tema, non solo perché è un tema, quello dell'intelligenza artificiale applicato
anche al turismo un tema di assoluta quotidianità, ma perché vi assicuro che leggendo gli atti della comunità molti bandi saranno dedicati a ricomprendere anche questo. Sostenibilità, riposizionamento delle imprese, brand e soprattutto, lo abbiamo appena detto poco fa, valorizzazione. Valorizzazione di contenuti, ma valorizzazione di territori e di destinazione nei quali questi contenuti sono inseriti. L'altro concetto chiave è quello della logica integrata, aggregata. Guardate, dobbiamo prepararci fin da ora al fatto che le prossime risorse, certo, prevedranno anche il caso di un beneficiario singolo, ma vi assicuro che sia in termini di premialità, sia in termini di indirizzo strategico si rivolgeranno sempre più a progetti presentati in rete, a progetti ed una progettualità presentata da più imprese. E qui, come sa bene Stefano Ceci, si apre un problema anche culturale, nel senso che il turismo, forse in forma minore rispetto ad altri settori, ad esempio della manifattura, fatica ancora un po' ad aprirsi ad una logica di progettazione in rete, non di progettazione singola, uti singoli, ma di progettazione tra più imprese. E questa sarà una sfida nella sfida. Ci sono naturalmente delle criticità. La partecipazione di grandi imprese e di catene per il momento resta ancora esclusa. Queste sono risorse per lo più destinate a piccole e medie imprese. E anche qui l'upgrade richiesto è anche qui culturale. Basta con il problema delle dimensioni, basta anche, se volete, con il problema dei famosi codici Ateco. Cioè, voglio dire, la priorità va data al progetto e solo a quello. La priorità va data alla qualità del progetto, non al soggetto e alle caratteristiche del beneficiario che lo sostiene. Il de minimis, e quindi il fatto di comunque non poter acquisire risorse per più di 200.000 euro in 3 anni. Debbo dirvi che qui e devo fare pubblici complimenti a Stefano Marchioro, perché proprio la Regione Veneto, settore turismo, ha aperto la strada per prima a aggirare questo problema del de minimis con una opzione in bando. Quindi il soggetto beneficiario può decidere se prendere tutto il contributo previsto a fondo perduto e finisce in de minimis, oppure se può scegliere di prenderlo in maniera esonerata dal de minimis con una contribuzione minore. Il mantenimento di condizioni abilitanti, attenzione, qui si sta parlando della famosa Smart Strategy regionale. E perché è un problema? Perché questa volta, essendo un elemento trasversale, noi dobbiamo fare in modo, noi tutti, soprattutto a livello di associazione di categorie, dobbiamo fare in modo con la Regione che nelle traiettorie previste figuri il turismo. Sapete che nella precedente Smart Strategy, quella che stiamo utilizzando tuttora, il turismo non c'è. Quindi attenzione, questo sarà un passaggio fondamentale, bisognerà costituire traiettorie per il turismo. Infine, semplificazione delle misure, cioè non casca al mondo se si costruisce uno schema di bando unico, ad esempio, non casca al mondo se non si richiedono più informazioni alle imprese perché digitalmente sono state già acquisite. E chiudo, mi permetto di chiudere con dei piccoli compiti per casa rispetto a queste risorse e rispetto alla programmazione 21-27. Il primo compito è mantenerci connessi. Ve l'ho detto, da qui alla prossima primavera si chiuderà la negoziazione. Sarà importante quindi sapere che cosa esattamente portiamo a casa e qual è il perimetro dei contenuti dell'accordo di partenariato. Ci sono molti siti per mantenersi aggiornati, anche il singolo operatore economico può facilmente mantenersi aggiornato. C'è il sito della Commissione, c'è opencoesione.gov.it che è il sito del Mise, fatto molto molto bene, e poi c'è la Regione Veneto che ha già aperto un microsito dedicato al 21-27 e poi naturalmente ci sono le associazioni di rappresentanza che ovviamente tengono informate le imprese. Facciamo buon uso delle best practice del vecchio? Ci sono best practice del vecchio in Veneto, fuori Veneto, cominciamo a studiarcele e soprattutto le due sfide delle sfide. Tentiamo di declinare il nuovo,
come ho cercato di dirvi, sta qui la vera sfida. Ma se si fa una misura, cioè se leggiamo che ci sarà una misura del clima, sul clima, che assorbirà una parte ingente di finanziamenti, ma cosa significa per il turismo presentare progetti a valere sul clima? E poi quello di abbracciare la logica integrata, non più da soli, ma cominciamo a studiare progetti che uniscano e soprattutto, lo ha detto bene Maurizio Francescon quando diceva che il turismo non è solo trasversale, è un elemento di valorizzazione anche per altre filiere. E allora dobbiamo entrare in un clima culturale tale per cui il turismo deve cominciare a progettare assieme alla moda, assieme all'agrofood, assieme al legno arredo, cioè deve progettare assieme ad altre filiere per il quale può essere un elemento di valorizzazione. Quindi un elemento positivo di valorizzazione.